2 giorni veramente intensi e importanti per la nostra montagna, per il nostro comprensorio del Cesen. Qui va il merito alla Proloco di Valdobbiadene in primis, a tutti gli aiutanti e i volontari che si sono dati da fare per questa manifestazione riportata 3 anni fa, e questo appunto è il terzo anno, e che ha visto oggi veramente una marea di gente lungo il percorso delle musse, della Mussada, ma anche qui appunto in questo prato che sembra un anfiteatro, dove mercoledì è stato proiettato il cinema estate e oggi invece sono scese le musse. Un appuntamento veramente sentito e partecipato, e andiamo a riscoprire le tradizioni di un tempo per non dimenticarle, ecco, per tenerle sempre vive, anche in una maniera diciamo un po' più folcloristica, però sempre importante per dare vita alla nostra bella montagna. Oggi, questa mattina, abbiamo avuto un convegno dove appunto abbiamo raccontato delle varie opportunità che Pianezze offre, e importante, diciamo, abbiamo constatato che ci sono veramente tante occasioni per vivere la nostra montagna. Bisogna un attimo far più rete e sinergia, ma sicuramente ce la faremo e con il tempo miglioreremo ancora di più quello che oggi è Pianezze. È tornata la Mussada, è già da qualche anno che la Proloco di Valdobbiadene punta su questo evento a Pianezze. Vogliamo dare una mano a far vivere questa nostra montagna, perché è un posto fantastico dove si può sfuggire in questi giorni da un po' di afa e da un po' di caldo. Ringrazio anche tutti coloro che hanno aiutato, quindi per primi i volontari della Proloco, una bellissima squadra che si sta costruendo, e ringrazio anche il Comitato Villanova che ci sta dando una mano in cucina in questi giorni, quindi a preparare qualcosa da mangiare per tutti gli avventori. Ringrazio anche tutte le persone che ci hanno dato una mano, da Onorevoli a Fabio Baratto, ad Angelo Zanotto, e a tutte le persone che collaborano e che fanno grande la nostra montagna.